manutenzione ordinaria è fondamentale, a mio avviso, per evitare che ogni anno che il Veneto è attraversato da ondate di maltempo si finisca sotto acqua in più province. L'anno scorso, quest'anno, probabilmente rischierà di succedere anche in futuro. Sappiamo che ci sono problemi infrastrutturali per risolvere i quali enti quali Geni Civili, la Regione e le province dovranno intervenire stanziando decine di milioni di euro e la cosa allo stato attuale, a mio avviso, è di difficile soluzione. Viceversa, se dovessimo riuscire ad agire su ciò che le persone dovrebbero manutenere nel quotidiano, mi riferisco alla semplice cura di ciò che circonda le proprie abitazioni, probabilmente potremmo evitare, con la semplice cura della parte degli alvei dei fiumi, dei tombini e dei piccoli corsi d'acqua, che nel momento in cui siano le piene si rischia di finire sotto acqua. La prevenzione diventa fondamentale, soprattutto in un momento in cui non si riesce a programmare la prevenzione attraverso il rifacimento di opere infrastrutturali.